Sin dall'inizio di questo procedimento, sin dal momento dell'arresto, dopo e grazie alle indagini difensive che avevamo fatto, avevamo già dichiarato e riteniamo dimostrato il fatto che Rouaji non avesse un coltello e non avesse colpito. L'altro indagato è quello che secondo le nostre valutazioni iniziali, anche su dichiarazioni di Rouaji, aveva compiuto il ferimento mortale e gli altri ferimenti. Quindi contestare oggi al Rouaji ancora il concorso in omicidio a me pare una importante forzatura da parte della Procura trevigiana. Sulle tracce ematiche rilevate dal RIS di Parma sul coltello dell'omicidio, l'avvocato Crea non ha dubbi. Come tracce ematiche sono state trovate degli altri 5 feriti e del ragazzo deceduto, quindi la traccia ematica sulla lama del coltello non è indicativa dell'utilizzo del coltello, tanto è vero che non viene contestata a Rouaji l'utilizzo del coltello. Il reato di porto di coltello viene contestato soltanto al coindagato, quindi la presenza della traccia ematica non è un elemento significativo, anzi va ad escludere, a corroborare la nostra tesi della totale assenza di azione lesiva da parte del Rouaji. Ecco, come è arrivata però la traccia ematica nel coltello? Ma in quel frangente c'è stata un'importante rissa, tanto è vero che viene contestato il reato di rissa anche a carico dei ragazzi feriti. E quindi è chiaro che in quel contesto l'azione da parte di colui che agiva con il coltello ha portato al ferimento di diversi soggetti, compreso anche il Rouaji. Da qui si spiega la traccia ematica. Sui messaggi ritrovati nel cellulare del suo assistito, l'avvocato spiega. Questa è una delle indagini difensive che avevo fatto e avevo proposto al pubblico ministero di fare attraverso il sequestro dei cellulari, perché sapevamo che Rouaji aveva chiesto ad un amico di portare un coltello. Il coltello non è mai arrivato, ma il fatto di chiedere di portare un coltello ad un amico è la dimostrazione del fatto che lui il coltello non l'aveva, come abbiamo dichiarato all'inizio e come le indagini hanno dimostrato.